Telespettatori e telespettatrici di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali insieme anche quest'oggi, martedì 4 luglio, fino alle ore 13:30 per tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti sui principali temi di attualità in queste calde giornate. Come sempre il martedì cominciamo però subito con il nostro sondaggio di oggi e come sempre renderemo noto l'esito questa sera nel corso della nostra trasmissione di approfondimento di prima serata, Ring, condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino, in onda a partire dalle 21:15. Bene, lo vedete insomma dal tema, calano i prezzi di luce e gas, ma la spesa al supermercato mantiene prezzi folli ben oltre l'inflazione. Servirebbe una mobilitazione dei cittadini, magari con uno sciopero della spesa per qualche giorno. È questa quindi la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere. Caro Carrello, fareste uno sciopero della spesa? Se per voi la risposta è sì, fate come sempre una chiamata gratuita allo 0422 162 6691. Se per voi la risposta è no, 0422 162 6690. Questi dunque i numeri per partecipare al nostro sondaggio di oggi. Ma cominciamo subito con la cronaca, perché si è sfiorato il dramma ieri sera ad Eraclea, nota località balneare della costa veneziana, quando un vagone di un trenino turistico con parecchie persone a bordo si è rovesciato. C'è stata davvero tanta paura, anche perché sul trenino c'erano parecchie famiglie con numerosi bambini. Ci sarebbe stato un errore del conducente all'origine dell'incidente al trenino turistico appunto di Eraclea Mare, nel quale sono rimaste ferite 14 persone, fortunatamente nessuno in maniera grave. Il servizio è gestito da FAP, storica azienda di autotrasporti del Veneto orientale. Il trenino della Pineta, così come viene chiamato, stava ultimando il suo giro turistico e a bordo aveva una trentina di passeggeri distribuiti nei due gavoni. Facendo una manovra all'interno del terminal con una delle ruote del secondo e ultimo vagone sarebbe venuto a contatto con un avvallamento, un tombino che ha provocato il rovesciamento su un lato del vagone stesso. Dato l'allarme, con l'autista subito intervenuto per prestare soccorso ai passeggeri. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze e i vigili del fuoco. Accertato fin da subito che non vi fossero feriti gravi tra i passeggeri, 2 di essi hanno infatti riportato prognosi per una quarantina di giorni per fratture e sono stati portati all'ospedale di San Donà di Piave. Le altre persone, tra cui 2 bambini, hanno avuto come conseguenze delle scoriazioni e alcune contusioni. Il conducente del mezzo è risultato negativo all'alcol test. Il trenino, che lo ricordiamo al massimo può raggiungere i 25 km/h, attualmente è stato sospeso e riprenderà l'attività una volta ultimate le indagini delle autorità competenti. Chiediamo scusa, ha detto l'amministratore unico della società FAP, che appunto gestisce il trasporto, Massimo Bettarello. Chiediamo scusa alle persone che sono state coinvolte e lavoreremo fin da subito perché simili episodi non abbiano più a ripetersi, ha detto. È la prima volta che capita una cosa del genere, faremo di tutto affinché rimanga un caso isolato. A tal fine abbiamo appunto avviato un'approfondita indagine interna. Quindi più avanti nel corso del nostro telegiornale andremo a collegarci con i nostri inviati a Eraclea, la collega Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio. Nel frattempo torniamo a quello che è l'argomento con il quale abbiamo aperto anche questo nostro telegiornale relativo appunto al sondaggio, al nostro sondaggio di oggi, che è appunto questo del caro Carrello, della spesa, con la provocatoria, diciamo, domanda: fareste uno sciopero della spesa? Ebbene, proprio su quelli che sono i dati dei consumi, nello specifico
dei trevigiani. Proprio oggi sono stati pubblicati i dati di un'indagine realizzata dall'Ascom Confcommercio cittadina, un'indagine a 360 gradi sui consumi, sulle vacanze, sulla spesa. Proprio per parlare di questo ci colleghiamo con il nostro inviato Christian Arboit, con la collaborazione tecnica di Renato Capoia. A te Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a te e tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo all'interno di un panificio. Quante volte in queste settimane, in questi mesi abbiamo parlato di caro spesa, soprattutto dell'allarme più volte rilanciato dalla categoria dei panificatori. Qui con me un panificatore molto noto nella zona di Casier, perché ci troviamo a Casier, Gianluca Gobbo, e la conoscete tutti, la presidente dell'Ascom Confcommercio della provincia di Treviso, Dania Sartorato. Faremo un viaggio molto breve ma significativo tra i negozi di Casier, che è una delle località simbolo della Sile, e insomma in queste settimane, soprattutto nei fine settimana, è presa d'assalto da tanti turisti. Ma partiamo proprio dal caro carrello, dal caro spesa, da questo pane che costa sempre di più. Voi come panificatori che cosa vedete poi nel concreto di tutti i giorni? È aumentato tutto, materie prime, gas, luce, tutto, farine, anche per fare i panettoni, roba di pasticceria, tutto aumentato. Quanto all'incirca, percentualmente? Un 10%, 15, 20? Beh, il 30%, 35%. È un problema. Quindi farine, lieviti? Tutto. E questo poi si vede all'atto della vendita sostanzialmente. Sì, è una cosa normale. E vendite sono un po' meno perché la gente spende un po' meno, giustamente. Lei un chilo di pane classico, a quanto lo fa più o meno? È normale, è sui 6 euro. Dopo così, roba cereali, roba curcuma, altri cereali, è intorno ai 9-10 euro al chilo, i cereali. Quindi 6 euro al chilo il pane, diciamo così, tradizionale. L'anno scorso quant'era più o meno? 4,5? 5,20, 5,30, 5,20. Quindi l'aumento c'è stato. Zoccoletti, altri tipi di pane. E i cereali che hanno aumentato tanto. I suoi clienti che cosa le dicono? Sanno come che è aumentato tutto. Il problema è anche i supermercati hanno aumentato tutto. Ma fanno fatica, comprano meno? Che cosa? No, comprano un po' meno, però quelli che sono abituati con certi tipi di pane spendono lo stesso. Sì. Quindi insomma per il momento non vede, le famiglie sono in difficoltà ma non rinunciano, diciamo, a un bene di prima necessità come sì, brioche, roba così, tutto, anche le brioche ritoccate perché è aumentato il burro, tutto, le uova, tutto è aumentato. Grazie davvero Gianluca Gobbo. Noi Presidente ci spostiamo per un attimo, grazie davvero, buon lavoro. Allora Presidente, questa è la fotografia dei panificatori, intanto attento al gradino Renato. Però la fotografia che voi scattate alla provincia di Treviso è una fotografia in chiaroscuro, perché da un lato c'è questa inflazione galoppante, 9 trevigiani su 10 che sono preoccupatissimi, però allo stesso tempo il trend per l'estate è un trend positivo. Sì, lo è in effetti, perché 9 intervistati su 10 hanno dichiarato di vedere come un problema l'aumento dell'inflazione, che sicuramente lo è per i redditi soprattutto fissi, e quindi chi ha una busta paga e con quella deve fare i conti naturalmente si trova in difficoltà, perché c'è stato comunque il carrello della spesa che comunque l'abbiamo appena sentito tende a lievitare, ma inevitabilmente i clienti se lo aspettano, come abbiamo sentito, perché abbiamo tutti delle utenze da pagare a casa e quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando. Però non c'è dall'indagine la rinuncia alla vacanza,
perché gli intervistati andranno tutti in vacanza, nel 50% dei casi spenderanno come l'anno scorso e in una buona percentuale spenderà anche quasi fino al 30% di più rispetto al 22%. Quindi, di fatto i trevigiani non rinunciano alle vacanze, anche alle vacanze fuori Veneto sempre di più. Sì, rimangono buone le vacanze, diciamo i consumi interni, anche le destinazioni interne e nella maggior parte dei casi insomma 1 su 2 degli intervistati andranno comunque in vacanza, anche se si tratterà di una vacanza di un giorno o di 2 o 3 giorni spezzettata nell'arco dell'estate anziché i classici 15 giorni che si potevano aver fatto in passato. Non ci sono più le villeggiature di una volta, esatto. Microvacanze. Diciamo. Microvacanze fuori porta o comunque anche nel turismo interno che tiene, si rimane molto a scoprire il territorio, sono arrivati e arriveranno gli stranieri, anche se mancheranno per quest'estate i russi e gli asiatici. Allora, noi prima avete sentito un panificatore, no? Un artigiano del pane, adesso siamo entrati in questa gelateria, insomma molto nota anche questa, di Casier, presa d'assalto soprattutto il sabato e la domenica, e dovrebbe esserci il signor Armando. Non c'è. Adesso arriva il signor Armando perché volevamo parlare di questo caro gelato, no? Perché insomma gli aumenti riguardano tutti i prodotti, il pane, il gelato, ovviamente la ristorazione, e quindi insomma, signor Armando, eccoci, scusi il disturbo, il signor Armando che sta facendo il gelato. Buongiorno signor Armando. Senta, noi stiamo parlando di inflazione galoppante, lei dal suo osservatorio privilegiato, da questo bancone, che cosa vede? Le abitudini sono cambiate? Le abitudini sono un po' cambiate, la gente viene meno di sera. Ancora per adesso, dopo il Covid ha cambiato un po' tutte le abitudini, di giorno si lavora più o meno normale. È ovvio che la situazione economica, finanziaria delle persone è un po' in difficoltà, però noi sappiamo che una pallina di gelato mette un po' di allegria. E quindi, è un antidepressivo. Sì, proprio, e quindi nei momenti difficili dell'economia, e quindi come in questo momento, perché arriviamo dal Covid, siamo in guerra, l'inflazione, tutte queste balle qua, è chiaro che la gente consuma un po' meno in generale, secondo me, va meno al ristorante, meno, però la pallina di gelato la prende uguale. Magari una, non due. Perché ti dà il dolce ti dà un po' di, e poi non spendi 2, 3, 4 euro, non spendi 20, 30 euro come vai al ristorante. Senta, se io le chiedessi qual è la materia prima che è aumentata di più? Beh, lo zucchero è più che raddoppiato. Sappiamo che il gelato zucchero ce ne va parecchio e quindi lo zucchero sicuramente incide parecchio. In generale la materia prima è aumentata dal 20 al 30%, latte sul 20%. Insomma, questi sono i numeri. È più che raddoppiata. Grazie signor Armando, grazie mille, grazie davvero. Allora noi ci spostiamo di nuovo, usciamo da questa gelateria. Presidente, prego. Ecco, noi siamo ovviamente Cristian, live scusami, mi senti? da Casier. Cristian? Mi senti? Scusami, sì, dimmi, Cristian. Marta, Io ora dimmi. ho il responsabile della Adiconsum di Treviso Belluno che devo andare proprio a sentire perché poi purtroppo ho un altro impegno e deve scappare. Allora vi lascerei, poi magari ritorniamo eventualmente dopo a collegarci con voi su questo tema. Ci colleghiamo più tardi, assolutamente. Noi rimaniamo qui. Grazie mille a voi e grazie a Dania Sartorato, intanto dopo, presidente provinciale della Confcommercio. Andiamo da Stefano Bellotto, Adiconsum Treviso Belluno. È un quadro dunque, no, questo che ci hanno fornito anche i nostri inviati dal collegamento che avete appena visto. Peraltro diciamo confermato da un lato da quelli che sono i dati dell'Istat e soprattutto da quello che come dire tutti noi come consumatori stiamo vedendo in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane quando andiamo a fare la spesa, prezzi che sono
sono schizzati veramente alle stelle. Sentivamo dello zucchero dal gelataio, ma la frutta e la verdura hanno raggiunto dei prezzi che francamente non avevamo mai visto prima, e un po' tutti gli altri generi alimentari, sia nella grande distribuzione che nei piccoli negozi al dettaglio che nei mercati rionali, hanno dei rincari davvero molto elevati. Ma che cosa sta succedendo, visto che l'energia, insomma, lo stiamo raccontando da oltre un anno, no? Questo andamento dei prezzi dell'energia, sembra che finalmente ci sia stato un calo. In realtà questo calo non è corrisposto a una riduzione, bensì un aumento dei prezzi, soprattutto dei generi alimentari. Perché? Che succede? Sì, grazie per l'invito. Intanto noi abbiamo rilevato come a fronte di un calo dell'inflazione che c'è stato nell'ultimo mese, ci sono stati invece dei notevoli aumenti in settori e in beni di prima necessità, quali zucchero, riso, pasta, carne, cioè tutti i beni che costituiscono la principale parte della carrella della spesa, sono aumentati in maniera assolutamente contraddittoria rispetto alle dinamiche dell'inflazione. In particolare lo zucchero al 46%, piuttosto che il riso al 32% o l'olio devo dire al 26%. Questo ha colpito molto, e ciclicamente queste cose succedono, perché andrò a vedere sulla stampa anche negli anni passati la cosa era successa, e anche già a marzo c'era stato un avviso del fatto che questo sarebbe successo, però è assolutamente incoerente rispetto a quello che è l'andamento del fattore principale, che è appunto la materia energetica. Questo con una lettura che dà molto fastidio, soprattutto perché vengono colpite le fasce più deboli, perché nel momento in cui tu vai ad aumentare, i prezzi aumentano sui beni di prima necessità, sono tutti che ne patiscono. Quali sono i fattori per cercare di capire? L'anno scorso parlavamo essenzialmente della guerra, con il grande punto di domanda che c'è stato. Ci sono state le gelate, c'è stata la siccità, c'è stata l'alluvione in Emilia, ma la domanda è: tutti questi fattori possono giustificare aumenti che sono così rilevanti? A nostro parere no, a nostro parere si tratta evidentemente di una speculazione. Conferma di questo è il fatto, ad esempio, che uno dei beni che è calato maggiormente, mentre l'anno scorso era salito maggiormente, sono gli oli di semi, ad esempio di girasole, provenienti dall'Ucraina e dalla Russia, che hanno avuto un meno 15%, per cui non c'è una coerenza tra i costi di produzione e i costi finali. Si dice che i beni che sono venduti adesso sono stati prodotti o pagati in un periodo precedente, quindi questa forse può essere una giustificazione, ma di certo non rasserena chi va a fare la spesa e si trova con aumenti ingiustificati. Questi sono aumenti che non hanno una giustificazione razionale. Ecco Bellotto, chiedo scusa, siccome sentiamo parecchio rimbombo, se magari può abbassare l'audio del ritorno sul suo PC, che così magari sentiamo meno rimbombo. Intanto volevo chiedere, no, quindi molto probabilmente ci sono anche queste ombre, insomma, della speculazione, no, dietro quanto sta accadendo. A livello di associazioni di consumatori, in qualche modo voi vi state muovendo per cercare di far qualcosa, insomma mobilitare l'opinione pubblica. Il nostro vice direttore con il sondaggio di questa sera, non so se ha avuto modo di vederlo in apertura di TG, chiede ai nostri telespettatori una domanda insomma un po' provocatoria: caro Carrello, fareste uno sciopero della spesa? Potrebbe essere anche questa, come dire, una iniziativa, o vi state in qualche maniera muovendo? Diciamo che sarebbe un segnale, diciamo che a perderci sarebbero comunque coloro che ci lavorano dentro, per cui da un punto di vista tra categorie non sarebbe una gran bella cosa. Noi quello che facciamo sono denunciare alcune pratiche, ad esempio quelle della shrinkingflation si chiama, cioè mettere allo stesso prezzo minor quantità di prodotto. È una cosa che è successa già nel 2022, che è iniziata a accadere già nel 2022, quando alcuni beni tipo il cioccolato piuttosto che altre, le patatine eccetera, c'è un meno contenuto dentro il sacchetto e si paga lo stesso prezzo. Noi questo denunciamo, consigliamo di stare attenti a quelli che sono i costi
effettivi i costi effettivi al chilo del prodotto, perché queste sono cose importanti da valutare. E quello che noi facciamo come associazione consumatori è soccorrere le persone, in particolare la cosa triste che mi è successa sia a Belluno che a Treviso è di vedere persone, in particolare anziane, le quali dicono: io devo scegliere se pagare la bolletta piuttosto che pagare l'affitto, perché gli impatti notevoli si registrano anche sugli affitti, si continuano a registrare anche sulle bollette. Noi diamo un supporto su queste cose che sono molto impattanti. Sui comportamenti della grande distribuzione o della piccola distribuzione riusciamo ad andare fino a là, nel senso che ci sono delle dinamiche che magari da un mese all'altro possono cambiare. La grande distribuzione nel 2020-2021 è quella che ha tenuto botta, non aumentando in maniera molto significativa i costi. Adesso li stanno scaricando, perché questa dinamica va compresa. Noi come associazione consumatori denunciamo quelli che sono dei comportamenti scorretti, tipo la shrinkingflation, quella è una cosa odiosa, cioè dentro lo stesso sacchetto mettono meno patatine, meno cioccolata, meno beni e te li fanno pagare allo stesso costo. Noi questa è una cosa che denunciamo e che dà fortemente fastidio. Tutto il sistema è drogato, a nostro parere, dalla risposta sbagliata, sempre a nostro parere, che viene data all'inflazione, che è la risposta monetaria classica dell'aumento dei tassi di interesse. Perché nel momento in cui tu aumenti i tassi di interesse... È un'altra questione. Io Bellotto la ringrazio davvero, so che deve scappare, quindi grazie per essere stato con noi, per averci aiutato un po' a capire quelle che sono anche le dinamiche che stanno dietro a questi rincari. Grazie a Stefano Bellotto, di Consum Treviso e Belluno. Noi ora andiamo a Eraclea, dove vedo si è collegata la nostra Anna Maria Parisi per parlare del grave incidente che si è appunto verificato ieri sera. Ne abbiamo detto in apertura di TG, un vagone del trenino turistico si è rovesciato, appunto, con numerose persone che sono rimaste ferite. A te Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Marta. Un incidente che è avvenuto ieri sera alle 21:30 in via Livenzuola 9 ad Eraclea Mare. Delle 30 persone presenti, 14 i feriti, di cui tra cui diversi bambini. Tutti fortunatamente stanno bene, per quanto abbiano riportato ferite e contusioni lievi. Dei feriti 7 hanno ricevuto le cure dell'ospedale di San Donà di Piave, 4 in particolare invece nel posto di primo soccorso all'ospedale di Jesolo. L'incidente è avvenuto per un errore umano, così FAP, la ditta di autotrasporti che ha in gestione il trenino, un errore umano di cui poi ci diranno anche nel dettaglio i carabinieri incaricati delle indagini, carabinieri di San Donà di Piave con quelli di Eraclea. Dicevo, fortunatamente stanno tutti bene, per quanto abbiano riportato ferite e contusioni lievi, e grande è stato lo shock. Noi ci troviamo ospiti del sindaco Nadia Zanchin di Eraclea e la ringraziamo per averci ospitato nel suo municipio. Lei è accorsa immediatamente sul posto ieri sera, sindaco? Sì, io appena mi hanno chiamato sono corsa immediatamente, anche perché mi hanno detto che la situazione era abbastanza grave, c'erano diversi feriti, quindi mi sono precipitata per verificare di persona quanti erano i feriti e effettivamente la situazione e la gravità della cosa. Fortunatamente quando sono arrivata molti erano già stati, quasi tutti, erano già stati tutti soccorsi nell'immediato, naturalmente i più gravi. C'erano diversi anziani e 2 bambini, ho visto io, che stavano aspettando il loro turno per salire poi nell'ambulanza. All'inizio ce n'erano 2, poi successivamente sono arrivati i rinforzi, anche perché 14 persone sono state trasportate tra i 2 ospedali, Jesolo e San Donà, come ha detto ben prima.
Ecco Sindaco, tanta la paura, si pensava all'incidente fosse di natura molto più grave, fortunatamente dopo la paura e lo shock abbiamo verificato con i carabinieri con cui lei è sempre in contatto che così non è stato. Certo, un errore umano, è la prima volta che capita un incidente di questo tipo. FAP si è scusata con un comunicato, così l'amministratore delegato che non è potuto intervenire qui in diretta con noi perché è veronese, si trova a Verona, ha detto un episodio del genere non accadrà mai più. Nel frattempo il trenino è stato posto sotto sequestro per via delle indagini dei carabinieri. Rinnoverete il contratto a FAP perché il trenino turistico, insomma tutti quanti noi amiamo il trenino turistico, non soltanto i bimbi, anche gli adulti. Sì, lo amano anche gli adulti, infatti ieri sera la percentuale più grossa dei feriti era proprio composta da adulti e anche persone anziane. Adesso momentaneamente il servizio è sospeso, non sappiamo ancora quando lo riprendiamo, dobbiamo sentire anche FAP. Purtroppo è un errore umano che può succedere, non dovrebbe, ma può succedere. L'importante è che non ci siano state delle conseguenze gravi. Adesso un po' di tempo per capire effettivamente se riprenderlo e in quale modalità. Sicuramente è un'attrazione che su Eraclea Mare era tanto sentita e tanto voluta. Ecco, dei feriti, tutti turisti, Marta, tutti per lo più di nazionalità italiana e straniera, molti tedeschi e austriaci. E per il momento da Eraclea è tutto, grazie al sindaco Nadia Zanchin, la linea torna a te. Grazie Anna Maria Parisi, grazie alla sindaca di Eraclea e a Sandro Ponchio per il contributo tecnico per questo collegamento. Noi continuiamo con la cronaca, andiamo nel Padovano. Era sotto l'effetto di droga il pakistano che sabato sera ha inneggiato ad Allah davanti al monumento delle Torri Gemelle a Padova. Indagini da parte della Digos per capire se si tratti di un soggetto pericoloso. Era sotto l'effetto della droga il pakistano di 33 anni che sabato sera ha creato il panico davanti al monumento dell'11 settembre a Padova, urlando Allah Akbar e minacciando i passanti con un coltello. A rilevarlo gli esami effettuati in ospedale. I medici, per calmare l'uomo e cercare di disintossicarlo, hanno indotto il coma farmacologico. Lo straniero si trova ricoverato in ospedale a Padova in stato di arresto. Quando verrà dimesso sarà rimpatriato perché è irregolare. Nel frattempo la Digos sta svolgendo accertamenti per capire se il profilo del pakistano possa essere pericoloso per la sicurezza. Al momento non sono stati evidenziati particolari legami con il terrorismo, ma la tipologia del gesto e il luogo in cui è avvenuto, ovvero il memoriale delle Torri Gemelle, richiede molta cautela e approfondimenti per non sottovalutare nulla. Il 33enne pakistano, dopo aver inneggiato ad Allah, alla vista dei poliziotti si è immerso nelle acque del Piovego per scappare, poi con un coccio di bottiglia ha minacciato gli agenti che lo hanno comunque fermato e portato in ospedale, dove è stato appurato che la sua forte alterazione psichica era provocata dall'abuso di droga. È una brutta vicenda di soprusi, restiamo nel Padovano, emersa dai racconti di due bambine molestate per anni dal compagno della nonna. Ora l'uomo andrà in carcere. Per 15 anni ha molestato sessualmente le due nipotine della sua compagna. Ieri finalmente un 61enne marocchino è stato condannato a 5 anni di carcere. In precedenza lo straniero aveva risarcito le vittime ed era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle due minorenni. Le ragazze, che oggi hanno 15 e 21 anni, sono le nipoti di una donna moldava che il marocchino aveva iniziato a frequentare nel 2007. La denuncia che ha fatto scattare le indagini è partita dalla madre delle due bambine dopo il racconto fatto dalla più piccola qualche tempo fa. La minorenne ha raccontato dei palpeggiamenti che il compagno della nonna la costringeva a subire. La sorella più grande ai carabinieri ha raccontato episodi analoghi. Le violenze sono iniziate quando le bambine avevano circa 6 anni. Ora il marocchino andrà in carcere. Immortalato in un video dalle telecamere di sicurezza il giovane ladro straniero che ha colpito in una notte 2 note osterie del centro di Treviso. Intanto cresce la rabbia dei titolari. Questo fatto di essere sempre lì sul chi vive e mi vengono a portare via la roba e mi rompono qui e mi bruciano là, ma scherziamo, dai. Io la penso in tutt'altra maniera. Se non fanno le istituzioni vedremo organizzarci fra di noi. Si sente impotente Alfredo Sturlese, titolare della trattoria Tony del Spin, che con rabbia chiede alle istituzioni di intervenire per mettere fine a una situazione non più sostenibile per i commercianti.
Mezzanotte e 44, entra a colpo sicuro, indisturbato e silenzioso il ventenne che la notte tra sabato e domenica si è introdotto nella trattoria del Spin. A volto scoperto in camicia si dirige verso la cassa, un colpo di circa 500 euro. In 3 minuti il ragazzo è fuori, ma è stato ripreso in volto dalle telecamere. Come si sente adesso? Vorrei poter non rispondere, perché sennò... Diciamola così, che io sono tollerante con tutti, sono una persona buona, eccetera, però secondo me le persone si devono comportare correttamente. Chi non si comporta correttamente, soprattutto gli stranieri, una volta che fanno dei reati, eccetera, devono andare fuori da questo paese. Fuori, basta. Non possiamo tollerare continuamente questa roba qua. Non possiamo barricarci in casa perché dobbiamo lavorare. Io adesso questi soldi qua me li devo sudare per ripagarmi le cose. Non me li dà nessuno. Non la prima volta che la trattoria del Spin si trova tristemente bersaglio dei ladri. È di nemmeno un anno fa, infatti, il tentativo di furto poi sventato grazie all'allarme che ha fatto arrivare in fretta le forze dell'ordine. Dopo una volta, 2 volte, 3 volte, poi monta la rabbia e dopo succede che qualcuno poi reagisce in mala maniera e dopo succede quel che succede. Perciò, capito, bisogna fare qualcosa di diverso qua. Attivare qualche meccanismo di controlli, che ci siano più controlli o controllare più la gente che gira qua. Il ragazzo che ha colpito sabato notte, subito identificato, non è nuovo alle forze dell'ordine. A carico suo una precedente condanna di circa 3 anni. È già stato condannato, però va indisturbato in giro tranquillamente e va anche a salutare poi la gente che ha rapinato. Il colpo di quella notte alla trattoria infatti non è stato l'unico. Poco prima il ragazzo si era introdotto nell'osteria poco distante dove aveva lavorato come pizzaiolo. In realtà sono 4 giorni che io ricevo furti da questa persona. Già da venerdì pomeriggio, venerdì notte, sabato e domenica. Dunque mi aveva preso le chiavi, era riuscito a prendere le chiavi di scorta e entrava via l'incasso. Un ragazzo che conosceva bene, che ha avuto la faccia tosta di passare durante il giorno a salutare il suo vecchio datore di lavoro quando ancora non conosceva l'identità del ladro che da giorni commetteva piccoli furti di fondocassa serali. Mi sono appostato e domenica notte l'ho beccato, l'ho visto fisicamente, però è scappato via. Però a me interessava sapere chi era, l'importante era quello perché così chiudevo il cerchio. Ed ora andiamo a Belluno. Oggi il questore di Belluno lascia l'incarico per andare a svolgere appunto lo stesso incarico, quindi a reggere la questura di Reggio Emilia, e traccia un bilancio dell'attività di questo periodo trascorso appunto nel capoluogo dolomitico. Ci colleghiamo con Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno a voi, vi parliamo da un luogo privilegiato, siamo in questura a Belluno in compagnia del signor questore. Al suo ultimo giorno di incarico a Belluno raggiungerà presto la nuova sede di Reggio Emilia e oggi è stata la giornata di saluto, di commiato ufficiale a partire chiaramente dalle istituzioni, prefetto in primis, sindaci, tutti coloro i quali hanno collaborato con la Polizia di Stato. Signor Questore, che esperienza è stata quella bellunese? È stata un'esperienza sicuramente estremamente formativa, impegnativa e interessante. Mi auguro di aver dato un contributo a quello che è il mantenimento di un livello elevato per quanto concerne la sicurezza della provincia. Naturalmente il giudizio finale non spetta a me, ma aspetta, come dicevo prima, a quella che è la mia committenza e che quindi è la cittadinanza. Sono fiducioso però in un giudizio indulgente. Diciamo così che la percezione di sicurezza magari in questi ultimi tempi è cambiata, anche a Belluno ha iniziato a far capolino il fenomeno delle baby gang, anche a Belluno ci sono stati episodi, uno in particolare lo ricordiamo l'autunno scorso, abbastanza preoccupante, che però parliamo della rapina a Ponte nelle Alpi al supermercato Ardivell, che però voi siete stati in grado di immediatamente
immediatamente circoscrivere nel giro di brevissimo tempo. Sì, questo è vero, e anche da questo punto di vista io non posso che ringraziare il personale che ha operato nell'occasione, vale a dire l'ufficio investigativo, la squadra mobile. Credo che si tratti ancora di episodi, quindi che non ci sia un discorso di continuità. È chiaro però che il problema non va sottovalutato, perché anche Belluno, per quanto città dal punto di vista delle dimensioni non particolarmente estesa, però risente di quelle che sono le problematiche generali di tutto il territorio nazionale, quindi anche queste manifestazioni di disagio sostanzialmente giovanile, che possono anche inopinatamente raggiungere livelli così pericolosi, perché voi ricorderete come si sia andati molto vicino all'irreparabile. Ecco, da questo punto di vista la guardia va tenuta alta sotto tutti i profili, quindi sia sotto il profilo della prevenzione, sotto il profilo, quando ci vuole, della repressione, ma anche sotto altri profili che sono profili di ordine sociologico, formativo e via discorrendo, quindi tutte le istituzioni devono fare la loro parte. Credo che l'istituzione che ha avuto il privilegio di rappresentare qui abbia fatto la sua, e quindi ecco, sono fiducioso che la situazione possa essere mantenuta a livelli accettabili. Ecco, dal punto di vista del futuro della questura di Belluno, sappiamo che nei prossimi giorni arriverà il nuovo questore, che è l'attuale dirigente della Polfer del Veneto. Resta a lei, come peraltro anche ai suoi predecessori, il cruccio, quello più importante, quello di dare una sede dignitosa alla questura di Belluno. Si parla oramai davvero da decenni di un trasferimento nella vicinissima ex caserma Fantuzzi, e pur tuttavia le cose sembrano in una condizione di stallo e anche lei non è riuscito di mettere un punto fermo. Sì, è vero, questo è un po' un cruccio, anche se quelle che sono le possibilità da parte del questore sulla materia sono modeste, perché si tratta di interventi che sono sotto il profilo tecnico di competenza di altri enti. Voglio lanciare un appello, perché mi sembra davvero importante che questa situazione venga finalmente risolta, perché non è più procrastinabile, essendoci l'edificio pronto, lo stanziamento, eccetera, eccetera. Bisognerebbe cercare di risolvere, che poi io capisco sono tematiche importanti, con una loro valenza, ma insomma diciamo che la questura ha aspettato un pochino troppo da questo punto di vista, e mi auguro insomma che i miei successori possano vedere colmata questa lacuna. Per carità, si opera e si agisce lo stesso, il servizio viene assicurato, però potrebbe essere assicurato un servizio di qualità ancora migliore se fossimo messi nelle condizioni di meglio operare. Senta, seguirà le Olimpiadi in ultima battuta da lontano? Sì, ho dovuto occuparmi di quella che è stata la prima progettazione sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica, ma sono certo che il mio successore, con cui appunto sono anche i rapporti di amicizia, saprà proseguire in maniera assolutamente adeguata sulla strada che è stata già segnata. La ringraziamo, signor Questore Maggese, la ringraziamo per la cortesia che ci ha dedicato, e le auguriamo evidentemente le cose migliori per il suo futuro professionale. Da Belluno è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani con il Questore Maggese e il contributo tecnico di Stefano Bozzi per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, ma restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo da Christian Arboit, lo vedo nuovamente collegato da Casier, credo, appunto per continuare a parlare di questa indagine che è stata portata avanti dal centro studi della Confcommercio su quelli che sono i consumi dei cittadini in questa estate 2023. A te, Christian.
Sì, buongiorno di nuovo Marta. È rimasta con me Dania Sartorato, presidente della Confcommercio di Treviso. Un'indagine molto articolata, ci sono tanti numeri, tanti dati, ma c'è anche una tendenza che vale la pena sottolineare, ovvero il ritorno al negozio di vicinato. Si è parlato tanto di online, di grandi piattaforme, c'è stato un ritorno, un colpo di coda dopo il Covid, possiamo definirlo così? Assolutamente sì, non da poco. Il negozio fisico mantiene le sue posizioni, anzi rimane un punto di riferimento dopo appunto il Covid, in cui abbiamo dovuto acquistare online per anni. Questo ritorno al negozio dove c'è il consiglio, il suggerimento, la taglia, oggi tra pochi giorni cominceranno anche i saldi, quindi anche l'acquisto consapevole proprio in momenti in cui i salari ridotti possono essere anche insomma una spinta ad acquistare bene in maniera consapevole con il consiglio giusto. Il negozio rimane, qui lo vediamo, ci sono tanti servizi anche in questa piazza dedicati, dal noleggio di biciclette, kayak, al noleggio di barche elettriche senza patente nautica, quindi tanti servizi e tanti anche negozi che, sebbene hanno sofferto, finalmente, meritatamente, ecco, ce lo meritiamo di poter riconquistare le posizioni rispetto all'online. Allora, che dici Renato? Andiamo a disturbare un po' di persone, vediamo così. E sentiamo i signori. Buongiorno, salve signori. Italiani? No. No? English? Deutsch? English. Where are you from? From Germany. From Germany. Yeah. Okay. And e-bike? Yes, it's an e-bike. And do you like Casier, Sile? Yeah, it's nice here. It's very nice here. And where you go this afternoon? To Venice. Venice, direzione Venezia, quindi immancabile Venezia. Enjoy. Thank you very much. Quindi si va a Venezia, scusate il mio inglese, ma insomma ci si capisce, ci si fa capire. It's okay. Sì, ecco, queste persone sono un esempio del turismo che dalla Germania attraverso la Green Way può intercettare da Monaco-Venezia, ad arrivare da Monaco di Baviera a Venezia. Sono 500 chilometri, tutti in pista ciclabile in pianura o in leggera discesa, che consente di visitare tutto il nostro territorio. Uno dei punti strategici è questo, e si incrocia appunto dalla Monaco-Venezia alla Green Way nella città di Treviso per poi proseguire su Venezia. Ed è meraviglioso, qui a poca distanza tra l'altro c'è il cimitero dei Burci, che è uno dei luoghi più belli in assoluto del Sile e della Marca trevigiana, quindi consigliamo a chi non lo conoscesse, anche di trevigiani, di così dedicare un pomeriggio a... Allora, noi adesso entriamo qui alla trattoria al Sile, come vedete ci sono delle persone che giustamente mangiano, è ora, buon appetito, chi fa lo spritz, l'aperitivo, e vedo anche il titolare, molti di voi lo conoscono sicuramente, trattandosi di un locale iconico della zona. Signor Andrea, buongiorno. Come va? Come procede questa stagione? Bene, intanto buongiorno a tutti. Bene, è un momento un po' così, ma a parte qualche aumento di prezzo che ovviamente l'inflazione nel bene e nel male fa girare un po' l'economia, vedo che il movimento c'è, anche la gente si muove con piacere, ecco. Con serenità. I clienti restano? Ma un po' tutti, questo è un posto anche un po' turistico, quindi abbiamo turisti stranieri, come vedi adesso abbiamo americani e si muovono un po', ma abbiamo anche turismo interno, non solo di Treviso ma anche della zona, che visto la bellissima location ci presta a queste cose, ecco. Ma le abitudini sono un po' cambiate, si va meno al ristorante, si va di più. La ricerca di Ascom dice che non si rinuncia al ristorante, per esempio, è uno dei pochi settori a cui non si rinuncia, si sta un po' più attenti. Adesso noi, non volevo fare pubblicità, ma noi facciamo anche due tipi di servizio, quindi uno un po' più, io chiamo sportivo, quindi si mangia un po' tutte le ore, un po' più snello, è una ristorazione classica, ma vedo che la gente insomma non ha, il richiamo c'è, insomma basta dare qualità e i clienti vengono. Insomma. Ecco, se le chiedessi molto onestamente, lei ha aumentato di quanto i prezzi a causa poi degli aumenti che ha subito anche lei sulle materie? Faccio fatica a dirti delle percentuali, qualcosina si è ritoccato, ma ci sono stati prodotti che sono aumentati, tipo l'olio da fritto, che è aumentato in maniera di 400%, non è che puoi aumentare il piatto, qualcosina viene aumentato, perché dopo i prezzi rientrano, devi cercare di fare un equilibrio.
potremmo dire le ombrette, i cicchetti classici sono stati tenuti comunque uguali senza aumentare il prezzo, per il semplice motivo che sono anche uno specchietto. Dopo qualcosina bisogna sempre aumentare, perché purtroppo è aumentato tutto e quindi basta andare a fare la spesa al supermercato per rendersene conto, però faccio fatica a farti la percentuale, ma un 10% qualcuno. 10% complessivo, diciamo, in linea con l'indice Istat e con tutti i più o meno, quello è l'aumento. D'altra parte tutto aumenta, quindi comunque le prospettive per l'estate sono buone. Direi proprio di sì. Ecco, turisti tedeschi, svedesi. Ma qui abbiamo, proprio per il nostro bacino, abbiamo un fortissimo numero di austriaci o comunque anche tedeschi, ma tendenzialmente austriaci. Poi dipende dal periodo, a volte danesi, a volte olandesi. Adesso abbiamo un periodo che abbiamo parecchi americani, quindi molto probabilmente sono venuti a trovare parenti o comunque hanno fatto... Ce ne sono parecchi, insomma. Bene, questa è una prospettiva molto interessante e molto positiva per l'estate. Grazie signor Andrea. Presidente, se ci vuole, ecco, raggiungiamo di nuovo la piazza e ci salutiamo di fatto. Presidente Sartorato, la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso, per questa fotografia di quest'estate trevigiana, no? Un po' paradossale, fatta di preoccupazione da un lato per questo caro spesa che c'è, insomma, lo vediamo tutti, no? Dalla frutta alla verdura, i beni di prima necessità, il pane, però comunque c'è la voglia di selezionare, verrebbe da dire, no? Dove c'è qualità e dove c'è attenzione verso il cliente c'è sempre una ricompensa in termini di affluenza e di fatturato. Le attese sul fatturato, direi, appunto, l'abbiamo detto dalle indagini Confcommercio, sono buone. Altro sarà il tema dell'utile netto, perché l'abbiamo visto rincaro dei costi e sarà sicuramente pesante, però è sicuramente un'estate al segno positivo. Grazie, buon lavoro Dania Sartorato, presidente di Confcommercio Treviso. Marta, con Renato Capoia ti restituisco la linea e ti lascio con questo scorcio fantastico del Sile, qui ovviamente a Casiera. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a te Cristian. Noi ora da Treviso andiamo nel Padovano, a Selvazzano, dove c'è Chiara Gaiani. Selvazzano, ne abbiamo parlato più volte in questi ultimi giorni, comune che rischia il commissariamento. C'è un ultimo spiraglio, un'ultima finestra che si apre. Sentiamo, buongiorno Chiara. Buongiorno da Selvazzano, dove c'è ancora una situazione per ora di incertezza, di precarietà. Ringraziamo il sindaco Giovanna Rossi, che già ha avuto modo di interloquire, anche se non penso direttamente, con il nuovo prefetto di Padova, Francesco Messina, che tra i primi incarichi a cui è assolto è stato quello di scrivere una lettera al presidente del Consiglio comunale di Selvazzano, lo ricordiamo, Enoch Soranzo, invitandolo a convocare il Consiglio Comunale entro l'11 luglio per evitare il commissariamento. Quindi diciamo che il nuovo prefetto ha dato al Comune di Selvazzano qualche giorno in più rispetto ai 20 giorni dati dal prefetto Grassi per portare il bilancio del 2022 in Consiglio Comunale e votarlo. Sindaco, sono giorni di grande sofferenza questi. Sì, parecchia sofferenza, parecchia così anche riflessione, ma anche parecchia forza che ti viene dalle persone che incontri, dai cittadini, dalle associazioni, da tutti che ti dicono non vogliamo il commissario a Selvazzano, e questo per me è il motivo per cui combatterò fino alla fine, combatto e sono convinta che per il bene della città questo si debba fare. Ringrazio pubblicamente Sua Eccellenza il nuovo prefetto Francesco Messina, perché effettivamente ieri sera ha mandato questa indicazione al Presidente del Consiglio. Cadiamo anche in questo momento di passaggio tra i due prefetti, per cui il prefetto Grassi aveva appunto dato l'indicazione di convocare questo Consiglio Comunale entro il 5,
cosa che non è avvenuta, e il nuovo prefetto ha, diciamo, dilazionato il termine, che non era obbligatorio, cioè scusate, che non era perentorio, e quindi probabilmente era nelle sue facoltà farlo. Quindi io sono fiduciosa che questo tempo serva a tutti i consiglieri, e rifaccio l'appello in maniera molto ferma e decisa, perché è nelle facoltà di tutti i 17 consiglieri comunali, compresa me. Noi in 7 siamo convintamente dell'idea che questo rendiconto, non il bilancio, è il rendiconto, questo atto tecnico debba essere votato favorevolmente, perché ci sono 1.300.000 euro di risorse da investire nella città di Selvazzano. Quindi trovo ulteriormente assurda questa chiusura, questo volersi in tutti i modi proprio voler contrastare questo momento, che è un momento che io vedo di grande opportunità per i cittadini e per la città di Selvazzano. Ricordo che andremo comunque al voto fra 10 mesi, quindi lasciamo ai cittadini l'opportunità di scegliere, e non a un evidentemente mero gioco dei numeri e di forse qualche intenzione politica diversa, perché in questo momento quello che deve contare sono i cittadini, il bene della città di Selvazzano. Lasciamo ai nostri cittadini l'opportunità di votare chi potrà fare il sindaco dal 2024 in poi. Lo chiedo in maniera ferma, decisa, consapevole, ma molto fiduciosa, perché credo che questo tempo debba servire a tutti i nostri consiglieri per fare veramente una riflessione profonda, perché è nella responsabilità di tutti i consiglieri decidere che venga o non venga un commissario a Selvazzano. Ecco, vi racconto anche che in redazione è arrivata questa mattina un'email che arriva dalle associazioni del territorio di Selvazzano, in cui le associazioni di volontariato senza scopo di lucro chiedono che questo bilancio venga votato. Le chiedo in un flash di rispondermi, sindaco. C'è ancora incertezza però sui numeri, non è detto che voi andate in consiglio e riuscite a portare a casa, a vincere la vostra battaglia. Come vi state muovendo? Beh, stiamo ovviamente facendo incontri, stiamo chiedendo un gesto di responsabilità. Certo, se ci fosse la certezza non saremmo in questa condizione. Allora, ricordiamo in chiusura che c'è tempo appunto fino all'11 luglio per vedere che cosa accadrà. Il nuovo prefetto sta vigilando sulla situazione del comune di Selvazzano. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotta, ancora una volta il sindaco Giovanna Rossi, e dal comune di Selvazzano restituisco la linea allo studio. Grazie cara Gaiani. Allora da Selvazzano a Vicenza continuiamo con la politica, perché si è appena conclusa la conferenza stampa del nuovo sindaco Possamai, nella quale sono state presentate le nuove linee programmatiche dell'amministrazione comunale per i prossimi 5 anni. Ci colleghiamo quindi con Carlo Inghileri, che appunto è con il sindaco. A te Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Ci troviamo nella sala Stucchi, nella storica sala Stucchi, dove da quella porta dove c'è la sala giunta è appena uscito appunto il sindaco con gli assessori. Perché? Perché presentate le linee programmatiche. Cosa vuol dire? Obiettivi e indirizzi dei prossimi 5 anni. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie Carlo. Abbiamo presentato le linee programmatiche, che sono appunto gli impegni che ci prendiamo con i cittadini per questo mandato. Abbiamo fatto una scelta chiara, nel senso che rispetto ad altre volte in cui le linee programmatiche sono state fatte un po' generali, senza impegni precisi, vedrete che ci sono linee molto precise, che poi sono gli impegni che ci siamo presi in campagna elettorale, nel programma elettorale, quindi dall'istituzione dei vigili di quartiere, dal riportare la polizia locale nei quartieri, fino all'aspetto legato alle rette degli asili nido. Sapete che abbiamo proposto nell'arco dei 5 anni di azzerare le rette per gli asili nido e anche di aumentare i posti, che è un altro aspetto determinante, perché oggi troppo gravano sulle famiglie questi costi, ma anche interventi sulla cura urbana, sull'attenzione al degrado in città, sulla cultura, insomma tanti interventi precisi su cui ci prendiamo degli impegni, e in questi 5 anni le porteremo avanti. Bene, io ringrazio il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Direi che da Vicenza per il momento è tutto. Seguiteci nel TG di questa sera, vi daremo maggiori ragguagli. Grazie Giacomo Possamai, la linea può tornare allo studio.
Grazie a Carlo Inghilleri. Noi ora ritorniamo a parlare di turismo. Vedo che si è collegato il nostro prossimo ospite. Grazie per essere con noi a Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto. Buona giornata. Buona giornata a lei e ai telespettatori, ovviamente. Allora, vorrei ricollegarmi anche, non so se abbia avuto modo di vedere i precedenti collegamenti, perché insomma un tema di grandissima attualità in queste giornate è quello dell'inflazione, del caro prezzi. È stata pubblicata proprio questa mattina un'indagine della Confesercenti su quelli che sono, su quello che è il trend dei consumi. Confesercenti, Confcommercio, in collaborazione anche con Unioncamere, un'indagine diciamo abbastanza significativa su quello che è lo stato insomma della situazione. 9 veneti su 10 sono preoccupati per quanto riguarda appunto l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in modo particolare soprattutto dei generi alimentari, ma nello stesso tempo non rinunciano alle vacanze, quindi la stragrande maggioranza andrà in vacanza. Per quanto riguarda i trevigiani, per esempio, oltre il 53% andrà in ferie. Ecco, qui lo stiamo vedendo, il dato uscito su Treviso Today. Non saranno però vacanze fuori in regione ma in Italia, quindi c'è anche questa ulteriore riscoperta del nostro territorio da parte dei nostri corregionali. Dal vostro osservatorio, dai vostri dati che avete, come sta andando? Guardi, a proposito di caro prezzi, così per drammatizzare, stamattina ho chiesto alla mia collaboratrice familiare di andare a prendere un melone. È andata in un ipermercato, non è che è andata in una gioielleria, le hanno chiesto 8 euro per un melone e giustamente l'ha lasciato là. Ci sono degli aumenti ingiustificati, che io trovo assolutamente ingiustificati, di tutta una serie di materie prime, perché l'anno scorso era impazzito il mercato, ma si poteva capire, c'era una guerra in corso, blocco del petrolio, prezzi delle energie schizzati alle stelle, ma tanto per fare un esempio, i prezzi dei biglietti aerei sono aumentati mediamente del 50%, qualcuno ancora di più, in costanza di un costo del carburante che è meno 45% rispetto all'anno scorso. Ora, che ci sia un'inflazione attorno al 10%, questo è un dato di fatto, ma conseguentemente i prezzi dovrebbero aumentare attorno al 10%. Facciamo che per prudenza li aumentino del 12% per paura che l'inflazione vada al 12%, ma al 50% francamente questo è eccessivo. Ce ne stiamo accorgendo in tutti gli approvvigionamenti, in tutti i nostri esercizi. Le energie non è che sono poi calate in modo così importante rispetto all'anno scorso e ripeto, il prezzo del petrolio è crollato, i rifornimenti sono assicurati, il gas è assicurato, eccetera. Quindi ho visto che è stato mosso quello che viene definito Mister Prezzi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per verificare, per esempio, per i trasporti aerei, eccetera, questi ingiustificati aumenti, questi che appaiono come ingiustificati aumenti. Devo essere prudente in questo. Certo, tutti ci accorgiamo che il carrello della spesa è diventato molto pesante. Ora, più 46% l'ultimo dato che è stato ricavato sull'elaborazione dei dati Istat sui generi alimentari in particolare, no? Tipo sentivamo proprio prima nel collegamento precedente un gelataio, lo zucchero è cresciuto del 50%, quindi insomma evidentemente sotto c'è qualcosa anche che non quadra e che non torna, no Michielli? Perché alla fine l'energia, il costo dell'energia rispetto all'anno scorso è diminuito, in realtà i prezzi no, anzi. Magari mi ricordo quando scoppiò la guerra del Golfo, che ci fu la psicosi di gente che faceva la scorta di riso, zucchero e pasta. E io mi misi a ridere una sera alla cena con gli amici e dicevo: ragazzi, al massimo con la guerra in Iraq si deve fare incetta di datteri, non certo di riso o di pasta. Scattano queste cose strane sul mercato per cui le fobie spingono a o acquisti compulsivi, cosa che l'anno scorso parzialmente si è verificata,
o a catena, perché poi il cibo, la zucchina che arriva sul suo tavolo ha fatto 6 passaggi almeno prima di finire sul suo tavolo. Se io che sono il produttore aumento di un 10%, il distributore di un altro 10%, di un 10% il trasportatore e via cantando, e compagnia cantando, è chiaro che sul tavolo la zucchina le viene a costare il 50-60% in più. Questa è una spirale che va interrotta perché è pericolosissima, perché per esempio per quel che riguarda gli alberghi, i campeggi, le attività, i ristoranti, voi non vi siete accorti che i prezzi di un ristorante o i prezzi di un albergo sono aumentati del 50%, però i nostri costi sì. Allora ci sono delle categorie che possono aumentare i prezzi a volontà, diciamo anche in modo ingiustificato, e delle categorie che non possono permettersi di farlo. Noi non possiamo permettersi di farlo, primo perché sparirebbero i clienti ovviamente, e secondo perché c'è comunque una concorrenza internazionale che a determinati livelli di prezzi ritorna ad essere competitiva. Tutti si stanno accorgendo in questi giorni di quanto 20 anni fa, ancora 15 anni fa, predicavo: non preoccupatevi per la Croazia. Aspetti che apre una parentesi che volevo poi affrontare tra poco sulla concorrenza internazionale, la Croazia, perché anche qui ce ne sono tante da dire, no? Ora che anche la Croazia è entrata nell'euro. Allora ci fermiamo proprio per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, subito dopo torniamo da Marco Michielli. A tra pochissimo. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo in collegamento con Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto. Allora Michielli, stavamo parlando di caro prezzi, stavamo parlando di concorrenza internazionale, con la novità quest'anno della Croazia, no? Che appunto è entrata nell'euro. Che cosa ci stava raccontando poco fa? E mi lasci togliere un sassolino che è un macigno nelle scarpe, perché quando una quindicina di anni fa molti miei colleghi, devo dire, terrorizzati dall'idea della concorrenza della Croazia, quando la Croazia non riusciva a fare le presenze di Bibione tutta la Croazia, tanto per dirne una, perché andavano nei ristoranti in Croazia, spendevano metà di quello che si spendeva in Italia ed erano terrorizzati. Vedevano i prezzi degli alberghi in offerta speciale, perché erano gli alberghi appena sdoganati da un regime comunista, diciamo, per cui erano imprese semistatali con prezzi molto bassi. Io sono uscito sui giornali, sono uscito in televisione dicendo: stiamo tranquilli ragazzi, questo è un paese destinato a entrare in Europa. Come entra in Europa vedrete che i prezzi si allineano, come entrerà nell'euro i prezzi saranno come i nostri, se non superiori. E sono stato buon profeta, in quanto in questo momento, con l'entrata da quest'anno nell'euro della Croazia, la Croazia, voi andate al ristorante in Croazia, spendete quello che spendete in Italia, probabilmente anche qualcosina di più, e per quel che riguarda i servizi ci sono degli eccellenti ristoranti, per carità, in Croazia, ma la media, diciamo, non è nella media italiana. Per quel che riguarda gli alloggi vale la stessa cosa, quindi adesso siamo in competizione. Io vorrei che tutto il mondo entrasse nell'euro, perché a questo punto verrebbero livellate tutte quelle concorrenze improprie date da paesi, per esempio il Nord Africa, che hanno costi della manodopera che sono meno di un decimo dei nostri. Ricordo che un cameriere egiziano prende intorno ai $30 al mese di stipendio, tanto per dirne una, quindi conseguentemente è una concorrenza, non è sleale, perché è una concorrenza basata sui costi di quei paesi, ma chiaramente è una concorrenza che a noi potenzialmente dà un po' di fastidio, perché chi si abitua a fare una settimana con 350 euro viene in un albergo italiano e con 350 euro fa 2 giorni e pensa che siamo noi i ladroni, perché non considera appunto i costi. E lì torniamo all'argomento di prima. Qui o viene data una frenata a questa inflazione da prezzi, sta diventando un'inflazione da prezzi. Il carrello della spesa su tutte le famiglie pesa un 30%, almeno, stimo almeno un 30% in più. Per quel che riguarda noi lo stesso. Quest'anno tutti gli operatori del settore hanno cercato di aumentare i prezzi in linea con l'inflazione, quindi intorno a un 10%. È vero, andrete in vacanza e vi accorgerete di spendere un 10% in più, ma un 10, non un 30. L'anno prossimo, se continua questa spirale,
siccome purtroppo noi dobbiamo pagare il personale, mantenere gli esercizi, e parlo di ristoranti, alberghi ovviamente, campeggi e tutto, in una determinata condizione per avere appeal nei confronti dei turisti, e chiaramente i prezzi dovremmo seguire questa diabolica catena per cui continuano a aumentare. Siccome chi ha la mia età si ricorda di quando l'inflazione era al 25-28, si andava in banca e si comprava il denaro al 25-28%, c'è tutta una generazione, quasi 2 generazioni, che sono abituate ad andare in banca e prendere il denaro all'1%, allo 0,5%, all'1,50%. Adesso al 5-6% io vedo i giovani imprenditori terrorizzati perché non sono assolutamente abituati a questo tipo di costo del denaro bancario, puramente e meramente bancario. Questo cosa comporta? Comporta che tanta gente che aveva intenzione di investire nelle strutture sta ferma in attesa che il costo appunto del denaro scenda, le strutture si obsolesciziano e questo non è sicuramente un bene per un paese come il nostro che fa del turismo parlo del Veneto, la prima attività economica della nostra regione. Ecco Micheli, venendo diciamo ai numeri, ai dati, no? Ormai stiamo entrando nei 2 mesi, cioè nel periodo insomma clou delle vacanze estive, che dati ci sono, per quanto non definitivi, ma insomma un trend abbastanza chiaro, no? Di quello che sarà quest'estate 2023. Allora, dividiamo fra il passato, cioè fino a giugno, e il trend che chiaramente stimiamo sulla base delle prenotazioni. Facciamo 2 paragoni, uno con l'anno scorso e uno col 2019, chiaramente non si può fare paragoni con gli anni Covid e post-Covid. Allora, maggio e giugno sono stati fiacchi rispetto all'anno scorso, ma l'anno scorso, ricordo, è stato un anno, credo, difficilmente riproponibile. Siamo in linea più o meno con i dati del 2019. Cioè il tempo ha influito, no? Anche in maggio e giugno, che sono stati insomma segnati da una grande variabilità. Maggio l'anno scorso, lo ricordiamo tutti, era come agosto, un maggio spettacolare come tempo, no? Quindi chiaramente anche questo ha inciso. Ecco, se può confortare i miei operatori, devo dire che la stessa situazione si riscontra per esempio in Grecia, dalla quale ho notizie freschissime, si riscontra in Spagna, si riscontra dappertutto. Come sempre nel nostro settore, quando va male per tutti, quando va bene per tutti. Abbiamo avuto tutti un maggio-giugno che, se paragonato a quello dell'anno scorso, posso definire fiacco. In realtà è in linea col 2019, quindi abbastanza normale, considerato il brutto tempo, considerato che comunque dobbiamo ricordarci che siamo in una situazione di guerra, dalla sera alla mattina arriva la notizia del mezzo golpe in Russia, questo e quello, e sono tutte cose che disturbano il turismo. Persino gli incidenti, i disgraziati incidenti a Parigi e in tutta la Francia, sono cose che comunque, secondo me, freneranno un bel po' di francesi dal partire. Dopo, per carità, fra 15 giorni ripartiranno, ma quel che è perso è perso. Per quel che riguarda le proiezioni, invece, luglio, agosto e settembre, per luglio e agosto siamo ottimisti. Siamo un po' meno di prenotazioni rispetto a quello, ripeto, che è stato un anno eccezionale dell'anno scorso, però io confido che luglio e agosto sarà il classico pienone, e ho anche la sensazione che tanta gente si troverà al palo perché cercherà di prenotare all'ultimo minuto e non troverà posto. Settembre, ci giochiamo questa stagione su settembre. Se settembre sarà un settembre di bel tempo, se ci consentirà di prolungare la stagione, quei 10 giorni che consentiranno di recuperare qualcosina del maggio e giugno, potrà essere una stagione via di mezzo fra il 2019 e il 2022, che è stato un anno eccezionale. Quindi non siamo pessimisti. Il problema è che le aziende purtroppo non devono fare i loro conti sulle presenze turistiche che fanno, sulla quantità di turisti, ma sul bilancio che alla fine fanno. Ripeto, con un aumento dei prezzi nostro del 10% e un aumento dei prezzi a noi del 30%, lei capisce che questo sarà un anno interlocutorio, ma quando tireranno tutti i miei colleghi, ma compreso il bilancio, alla fine di quest'anno vedremo la voce utili molto molto dimagrita.
Ecco, un ultimo flash proprio per chiudere, volevo ricollegarmi prima al discorso della Croazia, ma si è parlato di fuga dalla Croazia verso le spiagge venete, è vero o è esagerato? No, fuga io direi che è esagerato. L'altro giorno un suo collega che mi ha chiamato e dice: Marco, avevi ragione 15 anni fa quando ce ne hanno dette anche per eccetera eccetera. Gli dicevo: guarda, fuga no. La gente che aveva già prenotato chiaramente andrà giù. Chi prenota all'ultimo momento si accorgerà che l'appartamento o l'albergo costa di più, andrà giù, andrà a mangiare e magari qualcuno potrà, come già è successo l'anno scorso, peraltro, che è andato giù in Croazia, è stato giù 2 o 3 giorni e poi è tornato di qua a finire le vacanze. Quindi credo che qualcuno quest'anno potrà rimanere là 2 o 3 giorni e poi finire le vacanze qui. Qualcuno un po' più accorto, un po' più attento, che si informa e documenta, non verrà da noi, però non prevedo la fuga dalla Croazia, né me lo auguro, per carità, perché in fin dei conti è un paese amico, è un paese collega e quindi non è questo. Il nostro scopo non è rubare clienti alla Croazia, è incrementare i clienti nostri. Ecco. E l'anno prossimo potremo avere un segnale più forte, perché chi è andato giù e ha speso esattamente quello che spenderebbe di qua, se non di più, mi risulta di più addirittura, probabilmente l'anno prossimo farà 4 conti prima di decidere dove andare in vacanza. Tenga sempre presente una cosa fondamentale quando parliamo di Croazia: noi offriamo 140 mal contati chilometri di costa sabbiosa, loro offrono una costa rocciosa, è un male completamente diverso. Chi ama le rocce, chi ama quel tipo di costa andrà là a qualunque prezzo. Chi ama la costa sabbiosa, là loro forse riescono in tutta l'Istria a metterci insieme neanche 10 chilometri di spiaggette, lei capisce che continuerà a venire da noi. Certo, penso alle famiglie con i bimbi soprattutto, no? Che amano molto le nostre spiagge di sabbia. Io la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata, buona estate a Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto. Saluti, grazie. Grazie a voi. Ecco, noi ora torniamo a parlare di cronaca e parliamo in questo momento di immigrazione, perché ci arriva un servizio dalla nostra redazione di Trieste relativo ad alcuni arresti che sono stati compiuti dalla polizia di frontiera in merito alla immigrazione dalla rotta balcanica. Sentiamo cosa è successo. 4 passer arrestati e decine di migranti irregolari scoperti all'interno di furgoni e automobili, molto spesso nascosti sotto i sedili o nel vano portabagagli. L'attività della polizia di frontiera nel mese di giugno ha portato, come detto, all'arresto di 4 passer extracomunitari per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il primo episodio risale alla sera del 6 giugno. La polizia ha arrestato a Fernetti un passer di nazionalità ucraina. L'uomo è stato fermato per un controllo alla guida di un'autovettura con targa polacca, a bordo della quale si trovavano 4 migranti irregolari. All'arresto ha collaborato il personale del reparto prevenzione crimine Veneto di Padova. Nel primo pomeriggio del giorno seguente, nella periferia est di Trieste, la polizia ha fermato un cittadino serbo che si trovava da solo a bordo di un'auto con targa serba. Durante i controlli un secondo veicolo, questo con targa croata, sopraggiungeva nella stessa direzione. Alla vista delle forze dell'ordine il conducente ha frenato la marcia ed è fuggito dall'autovettura andando verso la boscaglia vicina, facendo perdere le proprie tracce. Nel veicolo piantato in mezzo alla strada erano accovacciati tra i sedili posteriori e il vano bagagli 2 bambini e 4 adulti. Dalle successive verifiche è emerso il coinvolgimento del primo soggetto nel ruolo di staffetta, poi arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Sempre quel giorno, non lontano dal punto di controllo, sono stati rintracciati altri 6 migranti, di cui 4 bambini, che con i 6 trovati a bordo del veicolo croato costituivano uno stesso nucleo familiare. Non è tutto, perché la notte del 10 giugno in località Pese è stato arrestato un secondo passer ucraino che viaggiava alla guida della propria auto insieme a 6 migranti irregolari, di cui 3 seduti sui sedili posteriori, uno disteso
appeso ai loro piedi e 2 nascosti nel vano bagagli sotto una coperta. 4 giorni dopo, nel tardo pomeriggio, sempre a Pese, un altro arresto è stato eseguito nei confronti di un cittadino croato di 31 anni, in quanto trasportava a bordo di un'auto con targa croata 3 migranti irregolari, 2 iraniani di 14 e 41 anni e un turco di 26 anni. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato al Coroneo. La sua autovettura è stata posta sotto sequestro. Infine, sempre per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, nei giorni scorsi la polizia di frontiera ha arrestato 2 cittadini ucraini e uno serbo, tra i 36 e i 50 anni. I 3 uomini sono stati accompagnati in carcere. I veicoli, su cui avevano viaggiato complessivamente 22 migranti irregolari, tutti di nazionalità turca, di età compresa tra i 2 e i 36 anni, sono stati sequestrati. Torniamo ora a Treviso perché sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido del tratto di Corso del Popolo e non mancano le polemiche. Oggi è il D-Day di Corso del Popolo. Sì, abbiamo iniziato i lavori oggi. Il cantiere l'abbiamo diviso in 2 stralci proprio per ridurre i disagi e le difficoltà. Il primo, che parte oggi, è quello sull'intersezione di Viale Cadorna fino all'ex Cinema Corso per 15 giorni. I prossimi 15 giorni saremo invece dal Cinema Corso fino a Via Diaz. In un mese, al massimo 40 giorni, confida l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese, se non vi saranno imprevisti, i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido del tratto di Corso del Popolo saranno terminati. Il manto stradale necessitava di un urgente intervento? Assolutamente sì, perché c'erano degli sfondamenti, delle buche, soprattutto nei giorni di pioggia si vedeva che affiorava la sabbia e quindi ormai c'erano delle proprie dune. Ecco. Assessore, qualche commerciante però si è lamentato, sono stati avvisati in tempi troppo stretti. Abbiamo fatto il possibile per avvisarli, dovevamo mettere d'accordo le linee dei bus, vedere bene le deviazioni, fare i carotaggi e i sondaggi per capire se c'erano delle criticità sulla soletta di cemento e quindi solamente alla fine, quando il mosaico si è composto, abbiamo potuto ufficializzare. La finestra è quella estiva perché noi questi lavori dobbiamo farli prima dell'inizio delle scuole. Allora i commercianti alla fine hanno capito e sono tutti soddisfatti? Siamo andati a trovarli ad uno, gli abbiamo spiegato bene cosa consistevano i lavori. I disagi saranno ridotti al minimo possibile. A Venezia ora lavoro e futuro incerti su gestione e manutenzione del Mose e giovedì prossimo i sindacati andranno dal prefetto di Bari per chiedere risposte. Vogliamo chiarezza sul futuro di 250 lavoratori oggi occupati nel Consorzio Venezia Nuova, Comar e Tetis, su quale sarà il loro destino, su come mai ancora oggi non c'è la nomina del presidente dell'Autorità per la Laguna, che è un ente essenziale per la manutenzione e il funzionamento della laguna stessa e della salvaguardia della città. Per questo giovedì i sindacati incontreranno il prefetto di Bari. Il lavoro e il futuro sulla gestione e la manutenzione del Mose sono incerti e da troppo tempo si attendono risposte che non arrivano. I lavoratori rischiano di finire nella liquidazione del consorzio, rischiano di restare senza reddito e senza occupazione da qui a 12 o 24 mesi. Quindi da questo punto di vista rischiano di essere liquidati al termine dei lavori. Noi invece crediamo che non solo ci siano professionalità importanti, ma non sia assolutamente accettabile che vengano altri soggetti a gestire un percorso che invece sta determinando la qualità e il funzionamento dell'opera stessa. A questo si aggiunge la possibile cessione di Tetis, una delle società che opera nel sistema Mose. Questa settimana abbiamo sentito che c'è la possibilità che venga ceduta, noi invece crediamo che lì dentro ci siano professionalità importantissime che vanno salvaguardate e mantenute all'interno della futura Autorità per la Laguna. Per questo auspichiamo che il prefetto ascolti le organizzazioni sindacali, ascolti i lavoratori e convochi ad un unico tavolo soggetti istituzionali come il Ministero, la Regione e il Comune, perché venga fatta chiarezza sul futuro dell'opera a salvaguardia della città, ma anche a salvaguardia di chi l'ha costruita, definita e continua a fare in modo che possa salvare la città.
Intanto la tecnologia satellitare entra a pieno titolo nel sistema telecomunicazioni del Mose. Il commissario straordinario Spizza ha firmato un accordo con Telespazio che consente di attivare le comunicazioni tra le bocche di porto durante l'operatività del Mose a partire da settembre e per i prossimi 24 mesi. Sarà poi realizzata una rete di monitoraggio con tecnologie di comunicazione basate sui satelliti in orbita bassa per verificare in ogni momento il corretto funzionamento del sistema. Partirà ad ottobre il cantiere finanziato con i fondi del PNRR per la pista ciclopedonale che collegherà Mogliano a Venezia, previsto un anno di lavori. A ottobre partirà il grande cantiere per la realizzazione della pista ciclabile sul Terraglio che unirà Mogliano a Mestre. È un lavoro importantissimo che durerà un anno. Sulla sede stradale viene ricavata appunto una pista dedicata a ciclisti e pedoni che ci permetterà di collegare la nostra città con Venezia. Un progetto finanziato grazie ai fondi del PNRR, un contributo unico da 4.600.000 euro a cui il Comune però ha dovuto aggiungerne 560.000 a causa dell'aumento dei prezzi di questi ultimi mesi. Fondi che serviranno anche per la sistemazione della zona pedonale del centro. Lavori in corso anche per il sottopassaggio di via Pra dei Roveri. Abbiamo aspettato questo periodo dove il traffico veicolare è meno intenso perché stiamo parlando del sottopasso di via Pra dei Roveri che per 20 giorni rimarrà chiuso. È il sottopasso che collega le due parti della nostra città, quindi Mogliano Ovest con il resto di Mogliano e che collega Mogliano alla zona Sapim, la zona artigianale che sta all'ovest. Un cantiere da 130.000 euro che potrebbe creare qualche disagio agli automobilisti, ma che l'amministrazione sta provvedendo di ridurre al minimo attraverso la segnaletica e il passaggio alternativo tramite il sottopasso di via Camarcello. Il sottopasso appunto di via Pra dei Roveri sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria per eliminare quelle fastidiose infiltrazioni che rendevano il manto stradale pericolosissimo. Parte il conto alla rovescia per la notte del Redentore. Sono aperte da ieri le prenotazioni per le rive più vicine al bacino San Marco. Fino a mercoledì sarà consentita unicamente la prenotazione ai residenti del Comune di Venezia e sulle rive della Giudecca solo ai residenti dell'isola. La festa del Redentore rinnova anche quest'anno la sua tradizione di rito collettivo vissuto da acqua e da terra. Naturalmente il culmine dei festeggiamenti saranno i 40 minuti in cui 6.500 fuochi d'artificio illumineranno il bacino di San Marco dalle 23:30 di sabato 15 luglio. Ma le celebrazioni inizieranno alle 20 di venerdì con l'apertura del ponte votivo dalle Zattere alla Giudecca da parte del sindaco e del patriarca. Tanta voglia di divertirsi, di rispettare le tradizioni, di porgere un saluto ovviamente all'aspetto religioso e quindi visitare la chiesa del Redentore e dall'altra parte però festeggiare con i fuochi, con le tavolate, con le barche. Ecco, per tutto questo c'è una grande macchina organizzativa che è in campo ed invitiamo a cercare tutte le informazioni sul sito internet. Il sito da consultare è www.redentorevenezia.it. Replicando il sistema degli ultimi anni è infatti previsto il contingentamento del pubblico per garantire una distribuzione omogenea degli accessi nelle aree prossime allo spettacolo. Ci si potrà prenotare sia per i posti per gli ormeggi delle imbarcazioni e qui vedete la consueta mappa che suddivide gli ormeggi per tipologia di imbarcazione, ma anche lungo le rive della Giudecca, delle Zattere e del bacino di San Marco, da piazza San Marco fino all'Arsenale, ci si dovrà prenotare. Ogni sabato precedente la terza domenica di luglio il Redentore celebra la fine della peste che tra il 1575 e il 1577 provocò la morte di oltre un terzo della popolazione di Venezia. Come ex voto, il 4 settembre del 1576, il Senato della Serenissima scelse di erigere una chiesa a nome del Cristo Redentore. Il 20 luglio del 1557, per festeggiare la fine della peste, fu costruito per la prima volta un ponte di barche e per permettere ai veneziani appunto di raggiungere in processione il luogo in cui stava sorgendo la nuova basilica alla Giudecca, la Basilica del Redentore. E da quel giorno la promessa fatta non si è mai interrotta.
E prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 con Ring, ospiti di Ferdinando Avarino, Matteo Favero del Partito Democratico, Riccardo Barbisan della Lega, Marco Della Pietra, Fratelli d'Italia, Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso. Poi alle 21:15 si parlerà di inseguitori, di borseggiatrici di Venezia con Damiano Gizzi dei Cittadini Non Distratti ed il nostro collega della redazione di Venezia Filippo Fois. Poi dalle 22:35 spesa, carrello con prezzi folli, se ne parlerà con Maurizio Framba della Feder Consumatori di Verona. Il testo del sondaggio lo vedete in sovraimpressione dedicato appunto proprio a questo tema. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica ancora non molto forte, con conseguente locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 4 luglio. Sul Veneto inizialmente tanto sole ovunque. Dal pomeriggio sarà più variabile sulle Alpi, con occasionali piogge che col passare delle ore si incammineranno in forma irregolare e imprevedibile verso la pianura. Temperature stazionarie, minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 26 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo copertura nuvolosa più consistente sulla zona montana, dove saranno possibili piogge e rovesci sparsi intermittenti fin verso le pianure limitrofe. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancheranno ampi spazi soleggiati, specie al mattino, alternati però ad annuvolamenti con temporali al pomeriggio-sera. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.